Oggi qui ad Agrigento la sua presenza per discutere anche di un grande tema che è quello della intelligenza artificiale, che ovviamente non si potrà sostituire con quella artigianale, anche un momento di confronto per un congresso del territorio. Sì, torno in Sicilia subito dopo esserci stato prima di Natale, una terra a cui voglio bene, una terra di cui ho grande stima sia degli imprenditori che dei dirigenti della nostra associazione. Con questa lungimiranza, non a caso, oggi in un posto che evoca la storia si parla di futuro, di intelligenza artificiale, di un futuro che sarà ineludibile, è giusto dirlo, ma di un futuro che metterà profondamente in discussione i nostri mestieri. Per qualcuno sarà un aiuto sicuramente nel lavoro, per tanti sarà un aiuto nel lavoro, per tanti altri ci sono preoccupazioni che il proprio lavoro venga sostituito. Me la potrei cavare velocemente dicendo che niente e nessuno si potrebbe mai sostituire l'intelligenza artificiale. La realtà è che, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, come ci ha ricordato il Presidente del Consiglio, questa è una grande innovazione che però andrà normata, perché insomma qui si parla anche di cittadini, della nostra privacy, della nostra libertà, e quindi è un argomento sicuramente da affrontare con grande attenzione. Presidente, oggi si discute di un tema importante, l'intelligenza artificiale, che ovviamente non potrà sostituire quella artigianale, ma anche un momento di confronto qui nel congresso territoriale, con quali prospettive, quale bilancio si può fare anche della presenza del CNA nello scorso 24 e in questo 24 è in prospettiva. Sì, oggi noi abbiamo convocato e celebreremo la nostra assemblea provinciale, un'assemblea di metà mandato dove faremo il punto della situazione, di quello che abbiamo fatto e dei progetti che abbiamo in cantiere. Naturalmente ci focalizzeremo l'attenzione sull'intelligenza artificiale, che è un tema abbastanza trattato in questi ultimi tempi. Financo il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alla Nazione ha parlato di intelligenza artificiale. E nella fattispecie noi vorremmo trattare l'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza dei nostri artigiani, del saper fare degli artigiani, del bello dell'artigianato. Quindi questo dualismo tra intelligenza artificiale che potrebbe sopperire la manualità e l'intelligenza artigianale. Per noi sarà un'opportunità, avremo un parterre interessantissimo, docenti universitari che ne parleranno, quindi sarà un momento per fare il punto sulla situazione e capire le prospettive rispetto a quello che ci aspetta nel futuro. Claudio Spoto, oggi si raccolgono i frutti di un intenso anno lavorativo, ma si fa anche una prospettiva per il 2024 tenendo conto un tema importante, intelligenza artificiale, che ovviamente non potrà essere mai sostituita da quella artificiale. E noi ce lo auguriamo, che proprio questo è lo spirito dell'iniziativa di oggi, mettere sul piatto quelle che sono i rischi, le criticità, ma le opportunità. Un momento importante con relatori qualificati, abbiamo esperti, abbiamo un professore universitario, per mettere a fuoco questo tema, per dire ai nostri artigiani, ai nostri imprenditori che la tecnologia che avanza non si può fermare, non va ignorata, ma va integrata, va modellata secondo quelle che sono le nostre esigenze, perché ovviamente il nostro saper fare non può perdere il proprio valore a scapito dell'intelligenza artificiale. Ci deve essere solo di ausilio e di aiuto. Sarà una bella mattinata di lavori con un'assemblea territoriale che vede qualificati interventi. Abbiamo il nostro presidente nazionale Dario Costantini che ci onora della sua presenza, ma così come tutti i vertici regionali e tutta la CNA delle altre province. Questo è un modo per ribadire che la CNA è una grande famiglia unita, è un grande sistema che sta accanto alle imprese per cercare di dare aiuto, sostegno e un supporto per la crescita dell'economia del nostro territorio. Piero Giglione, segretario regionale della CNA, oggi un momento di confronto con questa conferenza che ha un tema importante, intelligenza artigianale e artificiale. Evidentemente quella artigianale non potrà mai sostituire quella artificiale. Sì, i dati lo dicono, veniamo dei dati che escono da Infocamere, dove la tendenza in Sicilia è in crescita, sia nell'ambito delle imprese iscritte al registro delle imprese
regioni siciliane, ma anche una controtendenza. Dal 2012 al 2019 abbiamo avuto un calo dell'iscrizione delle imprese artigiane. Dal 2020 a oggi c'è stata una crescita piccola, progressiva, complessivamente di 1000 imprese. Vuol dire che le nostre imprese si stanno modificando, stanno cambiando quello che è il modello dell'artigianato, utilizzando le nuove tecnologie. Dall'altro lato le istituzioni devono garantire e cambiare il passo, dando professionalità e competenze nella nuova era del digitale e del tecnologico. E noi come CNA partiamo da qui con questa bellissima iniziativa, con un posto meraviglioso, per lanciare un messaggio alle istituzioni del ricambio, visto che il vento sta tentando nella crescita e nell'occupazione. Soddisfatto della presidenza di quest'anno? Avete fatto tante iniziative, ricordo tra l'altro Taormina, ma non solo, insomma un settore, quello vostro, che cresce anche da un punto di vista professionale. Sì, abbiamo fatto un grande lavoro, lo dicevo in una conferenza stampa di fine anno. CNA Sicilia, assieme alle associazioni territoriali di tutta la Sicilia, abbiamo svolto, istituzionalizzato e realizzato 298 iniziative, quasi una al giorno. Vuol dire che le nostre aziende, i nostri dirigenti hanno voglia di crescere, e in particolare nel mondo dell'artigianato, come dicevo, ma del turismo e dell'agroalimentare. Noi stiamo puntando tanto, tant'è che i dati Istat ci dicono e ci danno ragione che la crescita dell'occupazione del 5,9 e del 3,9 dell'ultimo trimestre in Sicilia è in avanzo, in crescita in quei settori.